Amici bellini, non so voi, ma io sono proprio stufo di sentire parlare di nazionale, di sentire parlare di riforme, di tutte le cose che si devono cambiare, perché non si farà niente. Cioè, dalle notizie che arrivano non si fa altro che parlare dell'allenatore quando non è stato scelto ancora nemmeno il nuovo il successore di Gravina. Cioè, veramente, quindi a costo di fare due video uguali sia oggi che domani che domenica, perché dobbiamo ancora aspettare, io comincio a parlare del Milan. Cominciamo. Sono stufo, sono stufissimo, abbiate bontà, le ho sentite tutte, ho ascoltato tutti i video possibili, da piccoli content creator, gli sfoghi di tutti, alcuni giornalisti, ne ho ascoltato uno, ma vi faccio sentire una cosa, una voce che dovrebbe essere familiare ai più. Buona giornata amici, buona giornata per modo di dire. Ma è meglio che io precisi alcuni pensieri sulla nazionale, perché già ho visto che ci sono delle interpretazioni un po' fantasiose su quello che ho detto ieri, che in realtà per me poche ore fa, allo studio di Sky. Allora, questa è la più pesante sconfitta della storia del calcio italiano, su questo non c'è dubbio. Molto peggio della Corea, perché quella era arrivata ai mondiali, peggio anche della Svezia, perché l'avversario era diverso. Questo video non è quello di 2 giorni fa dove Caressa ha fatto più di 600.000 visualizzazioni. Questo è il video di 4 anni fa che YouTube mi ha consigliato dopo aver visto quello recente. Vi andate a vedere il video di 2 giorni fa, è uguale, cambiano solo gli avversari e non è cambiato nulla, assolutamente nulla. E se andiamo poi a vedere che Gravina tutto quanto si è dimesso, ma nessuno lo voleva, perché le parole di Oliveri sono state chiare, no, con grande dispiacere, nessuno voleva che se ne andasse, bene. E quindi quello che poi si dovrà insediare, comunque stanno preparando le elezioni. Guarda, Gravina l'hanno eletto con il 98% delle preferenze, cioè non è solamente lui, tu cambi Gravina, hai risolto, non hai risolto proprio niente, deve cambiare la mentalità italiana in generale, e ci arriveremo, ma io mi scoccio. Si sta parlando del nulla da 3 giorni e non ce la faccio più, quindi parliamo di lo stesso Fabrizio Romano ha rimesso in mezzo Conte, sì, per adesso lui Conte si è concentrato sul finale di campionato, ma il gradimento e continuano a immettere questo Conte. Allegri, molto meglio Allegri, vi faccio vedere il perché, insisto, sponsorizzerò con tutte le mie forze la candidatura di Allegri nazionale, ma è molto meglio. Lasciate un like perché noi ci spostiamo sul campo, non me ne frega nulla. Le ultime notizie vogliono che il Milan ha recuperato tutti, gli manca praticamente solamente Gabbia, anche Loftus-Cheek i fantacalci lo mettono che può rientrare al 30%, io lo sapevo molto infortunato, ma le notizie che ci arrivano è che stanno recuperando anche Leao, che Pulisic dovrebbe partire titolare, tutta una serie di pretattiche che ci avevano fatto arrivare in questi giorni, dicono grande emergenza, e invece no, hanno recuperato Jimenez, hanno Füllkrug, hanno Nkunku, hanno Leao e hanno anche Pulisic, quindi sono al completissimo in avanti. Quindi io ho tanta paura, ho veramente tanta paura. Poi bisogna ovviamente vedere in che condizioni stanno, perché noi siamo i primi che sappiamo che ci danno dei giocatori in panchina abili e arruolabili, ma sappiamo che non stanno al 100%, quindi questo lo teniamo presente. Nel Napoli adesso ci stanno facendo sapere che forse Politano è un po' affaticato dalle fatiche di coppia, di nazionale, perché la Coppa del Mondo non la facciamo, e si preparerebbe a quel punto Gutierrez, perché l'ha ribadito anche oggi Pasquale Mazzocchi, intervistato dalla Radio Partner, ha fatto un'intervista, parole fortissime, ha detto dobbiamo preparare sia la fase offensiva che la fase difensiva. Caspita, mamma mia, futuro coach. E non è colpa questa volta dell'intervista, perché l'intervistatrice ci ha provato in tutti i modi a portarlo a dire cose anche un po' interessanti a livello tattico, gli ha chiesto, i quarti li stanno utilizzando a piede invertito, lui faccio pure il braccetto e la maglia, vabbè, allora
non fa nulla. Quindi i nostri soliti dubbi saranno i soliti, e cioè buongiorno Juan Jesus, chi centrale e chi braccetto, perché se il Milan non ti dà punti di riferimento con Pulisic, con Leao, oppure perché non lo stanno utilizzando Füllkrug se non a partita in corso come punto di riferimento per i colpi di testa, insomma, per far salire la squadra. Quindi questi sono quelli che abbiamo. Olivera, che torna anche lui dalle nazionali, mentre Juan Jesus dovrebbe aver recuperato perché lo abbiamo visto nel finale di partita, nell'ultima partita. Abbiamo sempre Anghissà, che speriamo stia migliorando a livello fisico, Lobotka anche lui tornato con l'eliminazione, Spinazzola, sono tutti eliminati. Tutto il Napoli è tutta una squadra di eliminatissimi. Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, De Bruyne no, e ci affidiamo moltissimo a Kevin. Si riproporrà probabilmente McTominay e De Bruyne in supporto di Højlund, e teniamo presente Giovane come per far rifiatare eventualmente il danese, perché di Lukaku non ci sono più notizie, non sappiamo niente, quindi dei nostri indisponibili sono i soliti che sappiamo: Rachmani, Di Lorenzo, Vergara. Su Alisson Santos ci avevano detto qualcosina che non stava al meglio, insomma così, non lo so, ma è importantissimo perché in questi giorni stiamo parlando insistentemente dei giocatori che saltano l'uomo, dei giocatori di fantasia, dei giocatori che ti puntano con coraggio, ed è proprio il profilo di Alisson Santos. È stata una benedizione, trovato dal nulla, non ce lo aspettavamo, e invece è uno di quelli che ha quelle caratteristiche. Se sta bene può entrare a partita in corso, si accende subito, può cominciare, lo abbiamo visto, ed è subito acceso. E Conte lo ha detto chiaramente, ha detto: io lo rimprovero solo nel momento in cui è timido e non prova a fare le sue giocate, quindi non lo rinchiuderà in una gabbia tattica di sola fase difensiva e di fare il passaggio facile, assolutamente no, ci ha detto il contrario. Noi del Milan abbiamo due ricordi: la partita di andata, che sono andato a rileggere insomma un po' le cose, sconfitta per troppa prudenza, mi sono scritto, e cioè Beukema, il non utilizzo di Beukema, non aver cambiato modulo, e ricordiamo che in quella partita mettemmo dentro Marianucci e fu una delle chiavi purtroppo in negativo della partita. Però abbiamo anche un ricordo di una Supercoppa dove giocammo benissimo e vincemmo in maniera netta, meritata contro il Milan, con un Højlund in grandissimo spolvero, e speriamo che sia tornato bene perché anche lui ha addosso il peso di un rigore sbagliato con la sua nazionale, e purtroppo il discorso dei rigoristi resta sempre in piedi. Il fatto che sia tornato De Bruyne, qualora ce lo volessero dare un rigore, sarebbe una cosa così, però tiralo piano, non ti fare male, e magari è meglio che segniamo su azione manovrata. In effetti mi fanno notare che Pasquale Mazzocchi ha detto: speriamo di far passare una buona Pasqua, ma noi giochiamo a Pasquetta, cioè dopo Pasquetta, quindi amico Enzo è sempre sul pezzo, mi scappa lo scavetto e mi sposto per farvi vedere che non cambia nulla, non cambierà nulla, il racconto sarà sempre parziale, sarà sempre a mio giudizio disonesto, magari non è disonesto, ma è a mio giudizio disonesto, non mi querelerete mai. Sto sempre molto attento. Il Milan questo è lo posta Fantacalcio, ma non sono le parole di Fantacalcio, diventeranno le parole di Fantacalcio quando Fantacalcio diventerà l'anno prossimo della Serie A. Riportano le parole di Franco Ordine: il Milan ha fatto 63 punti con Pulisic e Leao al 30%, è una piccola impresa. Ora, che cazzo significa Pulisic e Leao? Cioè, chi lo stabilisce che erano al 30%, al 15%, al 70% o al 20%? Continua però. Provate a immaginare la classifica con Thuram e Lautaro al 30% della condizione. Fermati! Già senza coinvolgere noi, Thuram è al 30%, ma forse anche di meno. Sta facendo un campionato pessimo Thuram, e queste non erano le parole di McTominay più o meno, che tutti quanti si sono rizelati e ci hanno sfottuto. Come ti permetti? Vedi che si può fare anche senza. Riducendo al 30% il rendimento. Ma perché devo ridurre? Cioè, io non capisco. È una nostra colpa se McTominay rende sempre al massimo delle sue possibilità, che poi non è neanche vero. Lo stesso Højlund ha dei momenti di calo, sarebbero dei robot. Non sono dei robot, mi dispiace. Il vero quesito da rivolgere però è a chi addebita un andamento lento a Max Allegri. Sembra quasi che sai, poco. Allora, anche con solo l'impegno in campionato, Max con il Milan ha fatto una piccola impresa.
Conte era obbligato a vincere perché non aveva le coppe con Mazzocchi titolare per molta parte del campionato. Signori miei, è Allegri il migliore. Seguite Franco Ordine, voi della federazione, adesso che appunterete il nuovo capo Impector, è Allegri. Prendetevi Allegri dal Milan e l'Italia andrà in pompa magna, andrà benissimo ai prossimi europei, andrà alla grande in tutte le Nation League, scaleremo il ranking, il prossimo mondiale lo facciamo in carrozza. Andate tranquillissimi. Vediamo le probabili formazioni un po' più nello specifico. Se siete anche voi stanchi di ascoltare chiacchiere sull'Italia e sulle cose, io mi sono permesso nel mio piccolo di fare un mini video di avvicinamento a questa giornata di campionato. Sta su Calcio Fluido, potete andare a vedere quello. Se avete bisogno di qualche contenuto calcistico che non sia la solita solfi, settori giovanili, magari lo sapevamo 4 anni fa, lo sapevamo 8 anni fa, lo sapevamo 12 anni fa, lo scopriamo adesso che i procuratori ci sono state varie cose, che i procuratori prendono la mazzetta per inserire il loro, oppure te lo faccio giocare anche se è scarso perché tu mi paghi. Abbiamo visto anche gente insomma vicina all'ambiente Napoli coinvolta in questa roba qua. Mamma mia, non vuole cambiare. Allora, Fantacalcio porta Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus, Politano, Anghissà, Lobotka, Spinazzola, insomma la formazione che vi ho fatto vedere, con in panchina Olivera Gutierrez, Mazzocchi, Gilmour, Alisson Santos, Elmas, Giovane. Dice Conte potrebbe preferire Milinkovic-Savic a Meret. La solita cosa, il solito ballottaggio che non sappiamo quali sono le logiche. Gli indisponibili che sappiamo. Nei rossoneri le attenzioni dell'allenamento sono rivolte a Leao, che venerdì è tornato ad allenarsi in buona parte col gruppo ed è convocabile nella trasferta in Campania. Mister Allegri tuttavia tiene pronti in avanti Fulkrug dall'inizio, con Pulisic pronti a dare manforte a gara in corso, poi in Kunku e Jimenez. Non lo so, vediamo. Ci sarà Modric coadiuvato da Fofana e Rabiot, e sappiamo che il Milan con Rabiot non perde. Corsie esterne occupate Saelemaekers e Bartesaghi. Ancora ai box Gabbia, sarà De Winter a sistemarsi al centro della difesa, in porta Magnan. Quindi accanto a De Winter Tomori e Pavlovic, che è diventato un goleador incredibile, segna anche in rovesciata, sembrava McTominay nella sua nazionale. Vediamo per sfizio se Fantalab porta qualcosa di diverso, sarà il solito confronto che possiamo fare. Nel Napoli vedo tutti confermati, e nel Milan portano giusto Leao al 51% al posto di Fulkrug. Molti diffidati, ma questa è una finale, quindi non pensi a mantenerti il cartellino. Piccione sarà Doveri, il Piccione che fa il suo Doveri, che onestamente da atteggiamento poi sbaglia anche lui, ma è il migliore arbitro che abbiamo, lo dobbiamo accettare. Statistiche Napoli. Il Napoli gioca in casa, dove fa 1.9 di gol fatti in casa, quindi quasi 2 gol a partita, ne subisce 1 a partita. Contro le grandi ovviamente si abbassa un pochino, 1.7 gol fatti, 1.4 si alza un pochino i gol subiti. Il Milan in trasferta segna 1.6, perché ti fregano in trasferta, e subiscono 0.6. quindi se mettiamo in croce queste statistiche e questi pregressi, esce proprio il pareggio, esce proprio un pareggio, e non è proprio il pareggio statistico. Vedi, contro le grandi il Milan, perché ci consideriamo 2 grandi, possiamo, se non vi dispiace, il Milan 0.9 gol fatti, 0.4 gol subiti. Insomma c'è parecchio equilibrio negli altri 2 precedenti. Uno l'abbiamo persa, uno l'abbiamo vinta. Sarebbe bello imporci, perché dai, sarebbe una bella cosa proprio per darci un tono anche al campionato. Io credo che l'Inter si riprenda, però se non lo fanno devi stare là a mettere un pochino di paura, perché l'hanno dimostrato un po' tutti di aver paura. Sono giocatori che hanno paura, però hanno più paura quando escono dall'Italia. In Italia si sentono un pochino più ringalluzziti e dobbiamo aspettare. Fa strano vedere tutto quell'attacco momento, perché poi anche prima dell'espulsione il Napoli si era riversato e aveva, ma il Milan te lo concede il pallino del gioco, e lo sappiamo, lo fa volontariamente. Le formazioni dell'epoca non vi fate ingannare, perché De Bruyne non era qui, come vedete più centrale, e McTominay che faceva un po' l'esterno sinistro, che poi si andava ad centrare anche lui. E ricordate le mie parole, salvate il soldato Scott, perché questo McTominay esterno sinistro doveva poi coprire molto, e in fase difensiva andavamo a togliergli energie. Invece se manteniamo questi stessi giocatori, perché poi più o meno
e dobbiamo ovviamente sostituire Di Lorenzo, però si sta parlando ancora dei Fab 4, però i Fab 4 nel nuovo sistema di gioco, come abbiamo visto, e magari, hai capito, i 2 quarti, quinti danno una mano ai 2 braccetti, i 2 mediani tolgono qualche compito difensivo anche a De Bruyne e McTominay, e potrebbe essere interessante. Ovviamente la formazione era questa, però in Supercoppa avevamo Neres e noi ce lo siamo dimenticati quanto è stato impattante Neres lì, con la sua connessione con Højlund, velocità, grandi anche tocchi di prima, si stava giocando anche bene, purtroppo niente. Poi avevamo trovato Vergara, bello anche lui, purtroppo niente, anche lui, incredibile. Però vedi, già la parvenza senza Di Lorenzo, senza Rachmani ovviamente, però la parvenza è quella, se poi tu segni, loro qualcosa la devono fare, vediamo. Va bene, mi sono dilungato anche troppo, vi chiedo un like se vi va, se siete nuovi benvenuti. Io mi affanno a tutti i costi a parlare di calcio, sperando di poter parlare solamente di campo, ma il calcio non è solo campo, lo dobbiamo accettare, il calcio è anche polemica e lo sappiamo, dobbiamo dare il giusto peso alle polemiche, ma sappiamo anche che il calcio è politica, sappiamo che il calcio è esercizio del potere, e in questi giorni se ne stanno accorgendo più gente, si stanno accorgendo di cosa funziona, chi muove i fili e di come funzionano le cose, e dobbiamo, se facciamo un mea culpa serio e un'analisi profonda, e allora si comincia a cambiare. Ma già da come hanno lasciato la poltrona, rimanendo comunque in sella, non mi sembra che stiamo andando in questa direzione. Di conseguenza, meglio che torna alla Serie A, che almeno ci diverte e ci appassiona. La nazionale, io mi stavo riappassionando e mi avete fatto passare il genio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I like.